Le ACLI di Agrigento esprimono preoccupazione sui dati emersi dal rapporto INPS. 8 pensionati su 10 sotto i 1.000 euro al mese, una su due non arriva a 500 euro. La grave crisi economica colpisce inizialmente i più deboli. Così Nicola Perricone, condividendo l'analisi di Pasquale Orlando, segretario nazionale della FAP ACLI, sostiene con forza la richiesta avanzata al governo e al Parlamento affinché vi siano provvedimenti urgenti a sostegno dei redditi da pensione e per salvare la possibilità di vita degli anziani. Le richieste presentate dalla FAP ACLI mi trovano d'accordo, dice Perricone. La condivisione della strategia complessiva deve trovare piena consapevolezza nell'azione di governo. Infatti la riduzione dei prezzi dei beni e dei servizi per gli anziani a basso reddito, delle tariffe e delle troppe tasse che pesano sulle pensioni, IMU compresa, anche la questione risolta sulla definizione di un piano nazionale sulla non autosufficienza che sia in grado di garantire i servizi socioassistenziali per gli anziani più fragili ed esposti a tutte le misure necessarie a garantire quell'equità nella distribuzione dei sacrifici è stata finora soltanto annunciata e non ancora messa in atto. Circa il 77% del complesso dei trattamenti pensionistici in essere presenta un valore medio mensile inferiore ai 1.000 euro, mentre il 49% resta sotto i 500 euro e quasi il 12% si colloca nella fascia compresa tra 1.000 e 1.500 euro mensili. Il restante 11% è al di sopra dei 1.500. In generale gli importi delle pensioni erogate alle donne per quasi il 60% sono al di sotto dei 500 euro, mentre per oltre il 90% non vanno oltre i 1.000 euro. Rispetto ai diversi livelli di importo si conferma quindi una notevole disparità di genere, con la componente maschile che tende a prevalere laddove le pensioni toccano punte più elevate, quasi il 19% tra i 1.000 e i 1.500 euro mensili per gli uomini, contro il 6,5% per le donne e il 23% di pensioni maschili con importi pari o superiori ai 1.500 euro. Il 90% circa degli assegni è corrisposto a pensionati di età superiore a 60 anni che percepiscono il 92% dell'importo complessivamente erogato. Le pensioni con importi medi mensili più elevati sono erogate a individui con età compresa tra 55 e 69 anni, mentre le prestazioni con importi medi più bassi sono quelle erogate a pensionati sotto i 55 anni, destinatari essenzialmente di trattamenti di invalidità previdenziale e civile e ai superstiti. Anche nelle classi d'età superiore ai 65 anni i valori medi tornano a ridursi per la consistente presenza di trattamenti di minore importo.